Proseguono senza sosta gli arrivi a Porto Empedocle dei migranti soccorsi nel canale di Sicilia dai mezzi militari impiegati nell'operazione Mare Nostrum. Ieri pomeriggio a bordo della nave Sirio approdata sulla banchina Todaro sono giunti 249 migranti, tra cui 36 donne e 43 minori. Le operazioni di trasbordo sono state coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Porto Empedocle ed effettuate dalle motovedette 819 e 2093 della Guardia Costiera. Le persone soccorse in prevalenza di nazionalità siriana e nigeriana, tra di loro anche una donna incinta e alcuni neonati, nonché 2 persone disabili. In serata a bordo della nave di linea European Voyager nello scalo Empedoclino sono giunti altri 12 migranti che erano stati soccorsi nei pressi dell'isola di Lampedusa. In 4 giorni a Porto Empedocle sono arrivati 1475 migranti che dopo il trasferimento in strutture di accoglienza proposte dall'ufficio governativo si sono dileguati. Molti di loro hanno raggiunto i terminal degli autobus per nuovi viaggi della speranza in altre località.